A San Gavino Monreale, la storica cultura dello zafferano diventa un valore importante della comunità. Abitudini e modi di vivere dei sangavinesi hanno così favorito una sorprendente realtà produttiva e di consumo di questa particolare spezie. Oggi San Gavino è diventata la capitale nazionale dello zafferano, con i suoi 25 ettari coltivati, a differenza della superficie di 45 ettari esistenti nella penisola. Tra la seconda metà di ottobre e la prima decade di novembre avviene la raccolta sui piccoli e più grandi appezzamenti, sparsi a centinaia per le campagne intorno al paese. Per ogni ettaro coltivato si ricavano dai 6 agli 8 kg di rossi stimmi. In questo periodo lo zafferano raggiunge la sua massima fioritura. È il momento magico, atteso con trepidazione dalle famiglie. Si incide con destrezza il fiore nel punto in cui inizia la campana, con l'unghia del pollice premuta sull'indice. L'esplosione del fiore si manifesta non gradualmente, ma di colpo, su grofu, come si dice in sardo, perché lo zafferano viene fuori quando ne ha voglia. Ma se c'è il timore che inaspettatamente arrivi il cattivo tempo, si accentua una sorveglianza ansiosa del vento e del cielo. A ovest di San Gavino si affaccia sul Mediterraneo il monte Arquentu. I coltivatori lo temono perché la cima, quando è coperta di nubi, preannuncia l'arrivo di perturbazioni. Cupole pesanti e nere che il forte vento spinge dalla costa fanno precipitare sui campi pioggia e grandine, rallentando il passaggio dei contadini e condizionando la raccolta. L'uomo di campagna sa che il vento è quasi sempre la causa della pioggia o del freddo intenso. Lo zafferano teme il freddo e la fioritura può bloccarsi, mentre con l'acqua lo stilo, di solito turgido, si rammollisce, creando difficoltà nel taglio del fiore.